Dunque, ritorniamo al nostro momento, il nostro tormentone sulle cose che si fanno, ma si fanno spesso, non succedono, ma qualche volta si fanno troppo lentamente. Quindi torniamo all'argomento dell'ospedale di Padova, che ormai da 40 anni se ne parla, ma mi pare che non c'è una data di partenza. Peraltro in questo periodo si è messo in moto anche un meccanismo burocratico che tende a rallentare, quindi in questo senso Tullio cosa facciamo? Ma allora sicuramente come abbiamo appena finito di parlare per l'autonomia, i padovani in questo caso auspicherebbero una progressione sicuramente più veloce, invece appunto, come dicevi tu, si va a scontrare con la burocrazia, le carte, le tempistiche anche, non solo la burocrazia, ma anche le tempistiche nella produzione dei documenti o quant'altro, che richiedono tempo e rimandano in là ovviamente la progettazione, l'inizio dei lavori e quant'altro. Allora con noi abbiamo trattenuto Fabrizio Boron, prima abbiamo presentato come consigliere regionale della Lega, ma lei è presidente della Commissione Sanità, in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. Allora, il problema delle tempistiche. Ad oggi, se tutto va bene, l'inizio dei lavori potrebbe essere nel 2022? Purtroppo le tempistiche burocratiche non le determiniamo noi, ma sono quelle ovviamente che tutti noi conosciamo, ahimè, tutti noi conosciamo. E c'è un dato di fatto però: l'ultima volta che sono stato seduto su questa sedia non era neanche ancora firmato l'accordo, e in quel momento dissi ci siamo vicinissimi, infatti pochi giorni dopo ci fu la firma. Questa firma ricordiamo ai telespettatori la firma per la cessione, l'accordo fra comune e regione su quello che è il grande polo ospedaliero di Padova Est, con la cessione gratuita delle aree Padova Est comunali alla regione. Quello è un preliminare, è stato come andare dal notaio, fare un preliminare in promessa di cessione. Ovviamente in questo momento gli uffici tecnici da una parte e dall'altra stanno preparando la documentazione, che non è semplice, che è quella ovviamente del catasto, e le piantine, la parte dei magnati, cioè tutto quello che è la parte da definire bene sull'atto notarile. La burocrazia, cosa serve questa cessione? Perché avviene questa cessione? La cessione perché oggi l'area è di proprietà del comune, la deve cedere acquisita in parte. No, tutta l'area è comunale, in questo momento è comunale, c'è questo preliminare, il preliminare porta all'atto finale di cessione da un notaio, come si va a comprare. Ma si calcolava entro ottobre, può darsi che slitti di qualche settimana, ma ovviamente sulla base di documentazioni prettamente tecniche devono essere invitate da un notaio che deve preparare l'atto di cessione, come quando si va a comprare un immobile. Ma cosa c'entra l'Agenzia delle Entrate allora? Perché deve determinare i valori, determinare i valori delle aree per la cessione, perché stiamo parlando sempre di aree pubbliche. Quindi di aree pubbliche, quindi deve quantificare il valore che viene trasferito dal comune alla regione. Certo, c'è tutta la prassi, perché insomma stiamo parlando poi che tutto ciò che si muove in ambito pubblico deve essere ben rendicontato, altrimenti poi c'è la Corte dei Conti che ti chiede qualcosa. Ma è tutto regolare, tutto fatto, si arriverà alla firma dal notaio della cessione delle aree. In quel momento in cui la proprietà è in mano alla regione, si può partire con la messa a bando della progettazione. La messa a bando della progettazione, sul quale la regione però un atto concreto l'ha già fatto in previsione della cessione. Forse pochi si sono accorti che a fine settembre c'è stata una delibera di giunta regionale che ha trasferito i primi 50 milioni di euro ovviamente dal fondo di capitoli bilancio che erano previsti per l'ospedale di Padova. Ogni anno noi avevamo 150 milioni messi a bilancio per l'ospedale di Padova, 50 milioni per ogni anno per un triennio. Ogni anno io presentavo un emendamento sullo slittamento di un anno successivo di questi soldi, perché non venivano utilizzati. Quest'anno ciò non avverrà, perché è stata fatta una delibera dove i primi 50 milioni che erano sul capitolo del 2018, quindi a bilancio 2018, sono stati trasferiti
all'azienda ospedaliera tramite azienda zero per ovviamente ospedale di Padova. Come verranno investiti questi primi 50? Sicuramente per partire con la prima gara, che è quella della progettazione, bisogna avere le risorse a disposizione, certo. Quindi saranno le risorse necessarie per far partire la gara di progettazione. Ecco, io leggevo c'era la necessità anche della variante urbanistica, no? per i terreni, o è già stata fatta questo dal Comune? Ma quando si firma è un atto anche, diciamo, quello molto più semplice, perché quando si firma un accordo di programma lo stesso accordo diventa variante. Quindi nel momento in cui si stipulerà l'atto e si firmerà l'accordo è già automaticamente variante urbanistica, determinando l'area non più alla destinazione attuale ma a destinazione sanitaria. Quindi una volta variante urbanistica effettuata, l'Agenzia delle Entrate ha valutato i terreni e quant'altro, quindi diciamo entro fine novembre la firma, dopo quanto tempo si potrà partire con il bando per la progettazione? Già il fatto che i soldi sono stati trasferiti vuol dire che la macchina regionale sta anticipando i tempi, no? Sta correndo perché magari nel momento in cui si firma vuole essere pronta, magari già con un bando da lanciare immediatamente, perché è un bando europeo. Dobbiamo pensare che la progettazione di un ospedale così vale decine di milioni di euro e quindi non può che essere ovviamente un bando di stampo europeo. E il fatto di dire io mi preparo affinché nel momento in cui ho le aree posso già far partire il bando di progettazione vuol dire anticipare. Poi se dobbiamo calcolare le tempistiche successive è difficile dirlo, noi possiamo dire che si può prevedere un anno di bando e di gara per la progettazione, un anno e mezzo di bando di gara per ovviamente l'assegnazione dei lavori e quindi pensare che si possa dire quel 2021-2022. Nell'intermezzo ci sono tante cose, si chiamano tribunali, che noi non possiamo prevedere, no? Basta che un concorrente si appelli al TAR, al Consiglio di Stato, ricorra per un'esclusione o ricorra per qualsiasi motivo, si allungano le tempistiche, ma in quel caso non sarebbe ovviamente responsabilità della Regione. Certo, certo. Bene, non so se Ermanno voleva aggiungere qualcosa. Allora, su questo nuovo ospedale, noi abbiamo parlato recentemente, invece volevo un attimo aggiungere un tema invece sulla questione della salute, quella della fuga dei medici dalla sanità pubblica, no? Il caso di Campo San Piero, la pediatria e quant'altro. Ecco, so che la Regione, tra virgolette, è corsa ai ripari, cosa è stato messo in campo? Ciò che sta avvenendo noi lo dicevamo da tempo. E adesso pende anche la spada di Damocle della quota 100. Della quota 100. Quota 100 per le pensioni sembra che sarà una... Sì, però il problema del personale medico e sanitario negli ospedali è un problema che si sapeva da tempo, da anni. La Regione Veneto l'aveva fatto presente e rimarcava anno dopo anno, mese dopo mese allo Stato centrale la problematica che deriva da alcuni fattori. Il blocco delle assunzioni che è stato definito con la spesa sanitaria, riferimento ancora al 2004, per cui bisognava rientrare e non ti lasciavano assumere. Dall'altra parte il numero chiuso sulle specializzazioni, quindi il fatto che noi abbiamo molti laureati medici, laureati in medicina, che però se non accedono alle specialità non hanno la possibilità di diventare medici. E quindi abbiamo, ed era il tema che discutevamo prima proprio dell'autonomia, no? Noi abbiamo detto lasciateci fare in autonomia, noi diciamo la Regione, teniamo presente che noi paghiamo circa 90 borse di studio di specialità, la Regione oltre a quelle che mette a disposizione lo Stato, ma abbiamo detto facciamo come si faceva una volta c'era l'assistente, il laureato in medicina entrava in ospedale, faceva l'assistente per un tot di anni, a fianco ovviamente al medico, al chirurgo, a quello che era, e raggiungeva la sua professionalità di medico ospedaliero.
Oggi invece questo non è possibile, no? Deve fare dopo la laurea la specializzazione, deve entrare poi in reparto, fare tutto il suo percorso che dura molti anni. Noi abbiamo detto dateci la possibilità di assumere direttamente i laureati, ovviamente negli ospedali, e fargli fare la specializzazione finché lavorano all'interno degli ospedali, in accordo con le università, sul campo, affinché riusciamo a coprire posti vacanti, buchi nell'ambito del personale, e allo stesso tempo diamo anche un futuro a questi ragazzi che si vedono la possibilità di essere già nel mondo ospedaliero. Noi ci stiamo ottenendo una risposta su questo, e dopo dall'altra parte lasciateci poter assumere in libertà all'interno dei nostri budget economici. Se noi siamo bravi e abbiamo il nostro bilancio in ordine con le possibilità di assunzione, non vedo perché dobbiamo rispettare parametri vecchi del 2004. Ma soprattutto perché fare lavorare, specializzare sul campo, cioè in pratica, concretamente migliora la qualità del medico, perché altrimenti tutta teoria non serve a niente. No. Ecco. Anche perché appunto la formazione in quel caso avviene. Già quando si faceva così una volta, la parte di formazione pratica è il 70%, la parte di formazione teorica è il 30% quando si fa ovviamente la specializzazione. Quindi il fatto di dire prendiamo questi ragazzi laureati, che oggi, se non ricordo male, sono 10.000 o poco più laureati senza la possibilità di una specializzazione, li abbiamo lì pronti, prendiamoli, diamo la possibilità di lavorare e ovviamente in quel caso vanno a coprire magari anche quello che diceva prima, no? Le uscite di quota 100, vanno a coprire queste parti, lavorano e nello stesso tempo fanno una formazione che dura 5, 6, 7 anni, si decida, la Regione è disposta su questo a mettersi anche a un tavolo in accordo con ovviamente le università, e noi risolviamo da una parte la mancanza di professionisti all'interno del mondo sanitario, e dall'altra parte diamo una possibilità a questi laureati medici di veramente avere un futuro che oggi non vedono, insomma. Certo. Passiamo argomento? Passiamo argomento. Cambiamo argomento, sì, perché questa settimana anche c'è stato un incontro al CONI a Roma per parlare della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali 2026, all'uscita dall'incontro con Malagò e dei rappresentanti appunto sia delle regioni del Veneto e della Lombardia. Abbiamo raccolto la voce del Presidente Zaia, sentiamo cosa ha detto quando è uscita. Abbiamo deciso il tema dei budget e soprattutto abbiamo parlato anche dei prossimi appuntamenti. Noi siamo sul pezzo, siamo operativi, quindi abbiamo parlato già delle partite da concludersi entro fine anno e poi degli incontri su Tokyo e in Australia per arrivare a Losanna. Penso che in questa fase abbiamo parlato tanto di fase operativa e di affrontare ovviamente gli appuntamenti a breve. Abbiamo le visite del CIO, abbiamo degli incontri importanti e soprattutto abbiamo dato avvio a quello che è poi la redazione del dossier finale. È quello che più ci interessa, di essere assolutamente rispettosi di ogni dato. Dobbiamo fare un bel lavoro per far bella figura al Veneto e alla Lombardia, e dall'altro sicuramente in base alla qualità del lavoro ci sarà poi anche un potere di attrattività rispetto alle risorse private. Abbiamo la partita delle garanzie, ma insomma andiamo avanti. Io spero sempre, sono un inguaribile ottimista, che il governo poi alla fine sia al nostro fianco. Sia a fianco del Veneto e della Lombardia. Cosa dice Boron? Che idea si è fatta di questa candidatura intanto? Ma che è un'occasione per il Veneto e anche per la Lombardia, io parlo del Veneto ovviamente, unica, è un'occasione che porterà non solo un indotto economico importante che avrà riflessi sul territorio, non solo a Cortina nel Bellunese, ma in tutto il Veneto, avrà riflessi economici importantissimi, ma è una vetrina. È una vetrina turistica, noi siamo la regione più turistica d'Italia, con il maggior flusso turistico, abbiamo delle ricchezze naturali e storiche importantissime. Il fatto di proiettare questa nostra regione con le sue bellezze nel mondo, perché sappiamo benissimo che le Olimpiadi sono un tema mondiale, sono di visione mondiale, sono di respiro mondiale, per noi vuol dire veramente un salto di qualità. Abbiamo questa possibilità, non abbiamo, e il Presidente su questo è stato bravissimo,
bravissimo, non ha mai mollato un attimo, ci ha sempre creduto fin dall'inizio, anche quando le cose sembravano molto più difficili, ci ha sempre creduto ed è arrivato all'obiettivo importante della presentazione. Adesso c'è la battaglia, è quella più importante, di essere decretati, insomma, no, certo, luogo sì, di essere scelti, scelti, certo, infatti appunto poi, Zaia ha parlato appunto dell'iter, diciamo, poi, fino a Losanna per l'anno prossimo, quindi, tra un anno quando si deciderà. Non bisogna mollare fino a quel momento. Poi io dico una cosa, le Dolomiti. Noi abbiamo avuto l'occasione come consiglio di fare un consiglio straordinario in Marmolada poche settimane fa, sono qualcosa che lasciano senza respiro. Io credo che sia abbastanza facile intendere quale sarà, no, la parte sportiva che possa arrivare da noi e quella che può andare adesso qui vedremo, perché proprio in questi giorni, mentre prima sembrava che per le discipline alpine Cortina avrebbe avuto, diciamo tra virgolette, non dico il 100% ma quasi delle gare, invece adesso sembra che appunto la Valtellina con Bormio, probabilmente quelle di velocità, le libere piuttosto che il Super G potrebbero essere come dire, disputate in Lombardia, e questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto, ovviamente, la cerimonia d'apertura, questo è già stato anticipato, si terrebbe allo Stadio San Siro a Milano. La chiusura, si parla dell'arena di Verona, però anche Prato della Valle poteva andare bene. Cosa dice Boron? Noi qui l'abbiamo messo nel titolo, no? Si chiude all'arena a Padova. Certo, sicuramente forse hanno bisogno di un teatro, no? Di un qualcosa che funga da teatro, diciamolo così. Però io vedremo, tanto bisogna portare a casa la pelle, no? Certo, però certo. Vedremo poi quali saranno i piani. Io sono convinto che su questo Cortina, infatti io mi permetto, l'ho sempre definita la candidatura Cortina-Milano, Cortina saprà attrarre per naturalezza, no? La parte più importante di quella è quella sportiva, perché viene istintivamente e viene per naturalezza, il fatto che si possano portare le Olimpiadi qui con tutto l'indotto che ce n'è attorno potrebbe essere anche, che ne so, una vetrina nostra internazionale per farvi vedere il Veneto autonomamente cosa è in grado di fare, no? Perché parliamo di autonomia e il governo ci dice, che io credo che si potrà correggere, ma ci dice che dobbiamo arrangiarci in autonomia. Credo che le capacità venete proiettate nel mondo possono essere di grande forza e valore anche per il tema dell'autonomia. Benissimo, beh, noi restiamo sul pezzo, come si usa dire, no? Ermanno, sia per quanto riguarda l'ospedale di Padova, quindi si prepari perché tornerà a raccontarci quello che succede. Ero assessore a Padova, ci ho creduto, sono andato in regione per l'ospedale di Padova, posso dire una cosa, dopo 3 anni aver messo la firma, che da lì non si torna indietro, credetemi, da lì non si torna indietro, non c'è possibilità, è una soddisfazione personale. Certo. Benissimo, allora adesso andiamo in pubblicità. L'altro argomento sarà indipendenza veneta. E poi certamente quello di cui abbiamo detto prima, appunto l'autonomia della regione Veneto. Adesso invece andiamo in pubblicità, lo diciamo ai telespettatori, ma lo leggete anche nel crawl che scorre nel monitor. Tra poco, dopo la sigla del memento e la pubblicità, parleremo di politica e anche della giornata di oggi e di questo botta e risposta online tra Salvini e Di Maio. Facciamo tra poco, arrivederci intanto.